Va ora in onda Giallo Radio Club, racconti noir dal passato e dal presente, scritto e condotto da Laura Marinaro. Buongiorno a tutti. Riconosciuta, era la mamma di Sara Campanella, la ragazza di 22 anni, studentessa a, biotecnologie all'Università di Messina, uccisa con 5 coltellate alla schiena e alle spalle il 31 marzo scorso, proprio nel piazzale davanti all'università. Ehm, Abbiamo scelto proprio questa testimonianza della mamma, rilasciata alla RAI, perché in queste parole, c'è tutto il senso di quello che sta accadendo in questo momento. Cioè, cosa vuol dire essere uccise da un ragazzo apparentemente insospettabile che, era semplicemente quante volte ci è capitato insomma di avere qualcuno alle calcagna che ci ossessionava e magari l'abbiamo mandato a quel paese. Ebbene, Sara lo mandava a quel paese, ma purtroppo non è bastato ed è un cliché che, diciamoci la verità, si ripete, si sta ripetendo anche troppo spesso. Perché qual è la differenza tra gli omicidi di donne, i femminicidi, quindi ti uccido perché donna, ti uccido in quanto donna, di quelli di oggi e quelli di una volta. È proprio questo, è il fatto che ad uccidere non sono killer professionisti o persone che già si erano manifestate nella violenza, nei maltrattamenti, no, ma sono il più delle volte giovani insospettabili. Vediamo, pensiamo a Stefano Argentino, appunto questo, ragazzo studente fuori corso, però della stessa facoltà di Sara, che, va lì determinato quel giorno, se lei dirà di no, lui la ucciderà. Ed è un po', insomma, ci ricorda tantissimo la storia di Filippo Turetta, appunto, no, un giovane, lì la differenza era che Giulia e Filippo erano stati insieme e lei l'aveva lasciato. In questo caso invece Sara non le aveva mai dato corda, diciamoci la verità, però non l'aveva nemmeno ancora denunciato formalmente per stalking. L'aveva detto alle amiche, tant'è vero che quel pomeriggio, poco prima di morire, che ov in cui ovviamente lei non si aspettava che lui potesse colpire nel piazzale dell'università, cosa che lui ha fatto, lei aveva scritto alle amiche dicendo: "Oh, il malato mi sta seguendo", come per dire: "Venite, dove siete?" Certo nessuno può pensare oggi, di sentirsi in colpa perché avrebbe dovuto, saperlo, come ha detto la mamma, noi non sapevamo niente, ma perché anche lei aveva sottovalutato. Quindi queste storie noi vogliamo raccontarle. Mi è stato chiesto oggi di riprendere questo argomento. La scorsa puntata abbiamo parlato con la criminologa e psicologa forense Virginia Ciaravolo, bravissima, che ringraziamo per il suo libro sulla storia di Michel Cahuso, e questa volta ne parliamo con una deputata del nostro Parlamento, Stefania Ascari, che è anche un'avvocata, che è membro della Commissione Giustizia e di inchiesta parlamentare antimafia, ma anche sul femminicidio,
ed è stata una delle prime firmatarie del Codice Rosso, tra l'altro, anche una delle prime firmatarie della legge per l'introduzione dell'educazione affettiva e sessuale nelle scuole, cosa che tra l'altro hanno detto i genitori di Sara di voler fare subito dal giorno dopo. Ecco, questo, succede. Questi genitori, come Gino Cecchettin, come i genitori di Giulia Tramontano, hanno, deciso di elaborare questo lutto incolmabile e sicuramente insanabile per sempre, non solo con la richiesta della giustizia ovviamente per la morte della loro figlia, ma magari anche proponendosi per aiutare i giovani a capire. Le giovani donne a capire che probabilmente non devono sottovalutare questo tipo di comportamenti e anche i giovani uomini perché debbono capire che questi comportamenti non vanno bene, anche se non sfoceranno nel peggio ovviamente. Adesso in attesa, che ci raggiunga l'onorevole Ascari perché, appunto ha un impegno istituzionale in questi giorni, poi anche gli onorevoli sono un po' coinvolti insomma dalla, scomparsa di Papa Francesco, da tutto quello che sta succedendo in questi giorni a Roma. In attesa vorrei, appunto raccontare magari un po' meglio chi era Sara. Sara era una ragazza, lo vedete dalle immagini, no, pulita, una ragazza un po', diciamo che, la sua storia richiama un po' quella di Giulia perché di Giulia Cecchettin, perché, studiava una materia scientifica, era impegnata all'università, stava per laurearsi, andava tutto bene insomma, nella scuola. Come ha detto la mamma, era una ragazza gentile, come tante ce ne sono, una ragazza per bene che, magari non ha reagito subito in malo modo alle attenzioni di questo ragazzo, perché ha capito che lui poteva avere qualche problema e ha cercato di fargli capire con le buone che non c'era niente da fare. Vedete nelle immagini peraltro il funerale, partecipatissimo di Sara. Quindi, Sara, aveva capito che questo ragazzo insomma un po' la stressava, tra l'altro lei era fidanzata con un altro ragazzo che, era nel suo paese perché lei di Misil Mary e studiava appunto a a Messina. E quel giorno Stefano Argentino, decide di essere ancora più pressante del solito e, probabilmente già matura, insomma, l'idea, del diritto. Adesso dal punto di vista giudiziario, diciamo, siamo ancora all'inizio, dell'indagine, anche se poi dopo alla fine lui è stato reo confesso. Comunque lui, ossessionato da questa ragazza, l'avvicina, fuori dall'università e, e basta. Probabilmente le dice la chiama, lei magari gli dice: "Vattene, allontanati", invece lui la accoltella. Poi fugge via, chiama i suoi genitori che abitano a Noto, in provincia di Siracusa, e loro lo vanno a prendere. Di fatto la mamma lo va a prendere senza sapere ovviamente che cosa è successo e si fa accompagnare, uhm uhm, a casa della mamma. La mamma appunto, dice che lei non capisce e in effetti la mamma, che inizialmente avevamo tutti pensato fosse in un certo senso, favoreggiatrice del nascondimento di questo ragazzo, in realtà dice che non aveva nessuna intenzione di nasconderlo, però aveva capito che c'era qualcosa che non andava e aveva paura che lui si togliesse la vita. Diciamo che in un certo senso, la mamma infatti, racconta quello che era successo, quello che aveva fatto, e dice: "Adesso mi ammazzo io." La stessa cosa, ricorderete, che ha fatto Filippo Turetta e quindi come lo configura la proprio se vogliamo dire il profilo di questo ragazzo, di questo Stefano Argentino, è quello di un narcisista patologico, maligno, covert, quindi esattamente come Filippo Turetta, che colui che diciamo in un certo senso si nutre della sua vittima. Nel momento in cui la vittima non gli dà quello che vuole, lui decide di annientarla.
okay, e fin qui è uguale allo schema del narcisista patologico maligno anche overt. Però, come la tiene in scacco o cerca di tenerla in scacco, pensate un po' a Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, minacciando il suicidio. Un suicidio che non ci sarà, perché questo tipo di soggetti è molto, molto difficile che si suicidano, no, perché in effetti loro quando annientano la vittima che non ha, fatto quello che loro avrebbero voluto dentro di sé, no, sono tranquilli, no, perché era quello che volevano. La loro massima frustrazione, è proprio quella del diniego, no, cioè la donna che dice no, che può essere o la fidanzata che ti lascia perché non ti vuole più, perché è normale, perché può capitare questo, oppure la ragazza che ti dice di no. Qual è il ruolo quindi in questo caso della mamma di vi parlo della mamma di, Stefano Argentino, perché poi parleremo di un'altra storia in cui la mamma ha avuto un ruolo invece suo malgrado più attivo e attualmente è indagata per favoreggiamento. Il ruolo quindi della mamma di, Stefano Argentino è il ruolo di una mamma che non vuole vedere, in un certo senso, non cioè che, ehm, comprende la gravità di quello che ha fatto il figlio, infatti poi, alla fine lui si costituirà, però, in un certo senso, ha paura che lui davvero possa uccidersi, quindi non capisce che lui non si ucciderà. Una mamma che poi, ha chiesto scusa di fatto alla mamma di Sara per quanto questo possa diciamo, servire. Un particolare inquietante in questa vicenda, cioè nella vicenda di Sara, Campanella, è che richiama un altro fatto, quello il femminicidio di Lorena Quaranta, anche lei studentessa dell'università, di Messina, ammazzata in quel caso dal compagno, nel 2020. Lui fu condannato all'ergastolo, lui era un medico addirittura, Antonio De Pace. L'ha uccisa proprio perché, lei aveva deciso di lasciarlo. In questi giorni in cui, quindi, non vogliamo abbassare la guardia su questo tema, stanno venendo fuori delle notizie, anche alquanto inquietanti, ed è di questo che spero di riuscire a parlare con l'onorevole Ascari appena sarà con noi. Cioè, ad esempio, delle motivazioni della sentenza, di ergastolo per Filippo Turetta. Tutti ne avete sentito parlare, no, cioè il giudice dice, che, lui non ha avuto l'aggravante della crudeltà, comunque ha avuto l'ergastolo, quindi ricordiamo questo, perché nel, colpire Giulia, lui, ha colpito diciamo un po' alla cieca e l'aggravante della crudeltà non è intimamente connesso, non è giuridicamente connesso, anzi al numero delle coltellate. Io vorrei che qui qualcuno intervenisse su questo tema, 0292947222, perché è molto sentito, questo tema. Cioè la crudeltà per il nostro codice di procedura penale, però attenzione, questa è una cosa che si potrebbe anche cambiare eventualmente se, poi vi dirò insomma ci sarà un movimento insomma di genitori. Ecco, il nostro codice non prevede che, la crudeltà sia contestata per il numero delle coltellate, ma è contestata quando l'assassino diciamo inveisce con un quid pluris si chiama, cioè con un qualcosa in più che, non è funzionale all'omicidio, cioè un accanimento ulteriore sul corpo della vittima. Ebbene, non so, cosa pensiate di Filippo Turetta. Allora, Filippo Turetta non è stato crudele? Beh, è stato crudele, cioè ovviamente i giudici riconoscono l'efferatezza del reato, però dicono: "Non possiamo contestare la crudeltà perché lui, secondo noi, da quello che si vede dalle videocamere di sorveglianza della, seconda aggressione, quella a Fossò, lui colpisce alla cieca, tant'è vero che poi smette quando colpisce un organo vitale e si spaventa. Ebbene, io direi invece, adesso vediamo, insomma, credo che la procura farà appello,
di puntare l'attenzione proprio sulla dinamica. Cioè, in questo caso, la crudeltà è data dal fatto che Filippo ha colpito in 2 momenti diversi Giulia. Il primo momento nel primo parcheggio, non la uccide, la trascina in auto legata, okay, e lei si lamenta e lui dice si lamentava, aveva male. Poi continua e infierisce nel secondo parcheggio e lì la finisce. Ebbene, secondo me la crudeltà è proprio in quello, nell'aver riconosciuto che lei soffriva e quindi in un certo senso nell'aver goduto in questa sofferenza. È una cosa terribile da dire per un ragazzo che a vederlo sarebbe assolutamente insospettabile, esattamente come Stefano Argentino, ma che ha fatto quello che ha fatto. Quindi il vulnus, il punto fondamentale che deve diventare culturale e anche giuridico è proprio questo, la differenza tra una volta in cui ad ammazzare erano dei killer professionisti o degli uomini violenti che già avevano maltrattato, che già avevano picchiato, che ci si aspettava anche che potessero arrivare ad un exitus del genere. Quelli ci sono ancora oggi, ovviamente. Vedete in questi giorni a Samarate la povera Teresa Stabile uccisa dall'ex marito, ma fondamentalmente a colpire e ad accendere un faro sono proprio questi fatti, quelli i fatti in cui il l'assassino è un insospettabile. Era un bravo ragazzo. Ebbene, anche noi giornalisti credo che dovremmo cambiare un po' la narrazione, e anche smetterla di scrivere: "Era un bravo ragazzo", no, perché, probabilmente non era un bravo ragazzo se ha fatto quello che ha fatto. E quindi poi da cosa deriva, quell'essere? Ebbene, il narcisismo patologico è un disturbo della personalità, quindi esiste, sin dalla nascita. Non si può curare, però si può certo contenere. Magari anche ecco perché vi raccontavo della mamma, no, di Stefano Argentino o del papà di Filippo Turetta che cerca di minimizzare in carcere la gravità di quello che ha fatto dicendo: "Vabbè tanto ce ne sono altre 200, tu pensa a laurearti". Lui dice che lo fa in buona fede perché ha paura che il figlio si tolga la vita, però ecco quello è un comportamento che probabilmente cioè quelle parole che ha detto in carcere probabilmente lui le ha sempre dette scusando magari certi comportamenti del figlio. Ecco magari ai genitori posso consigliare di stare un po', in guardia quando, i figli si fidanzano e magari la relazione sta finendo, di cercare di studiare un po' i comportamenti dell'uno e dell'altro, perché forse da quello si capisce un po' come potrebbero reagire al rifiuto. E quindi poi insegnare, già da bambini ad avere dei no, dei rifiuti, non fargliele passare insomma tutte, sai quando si dice viziato, no, cioè non fargliele passare tutte buone, perché alla fine loro poi giustificheranno anche degli atteggiamenti, stalkerizzanti o maltrattanti o di insomma di peggiore, rilievo. Prima di parlare della seconda storia, ehm, che è emblematica proprio diciamo sono gli ultimi 2 femminicidi più che ci hanno toccato di più perché riguardano ragazze giovani. Non è che gli altri non ci tocchino perché le vittime non sono così giovani, ci toccano comunque, ovviamente, però, ripeto queste sono emblematiche di questo tipo di comportamenti e quindi potranno essere uno spunto per chiedere, speriamo di averla con noi, all'onorevole che cosa si può fare a questo punto a livello di prevenzione, perché qui bisogna agire fondamentalmente sulla prevenzione. Sì, l'ergastolo è fondamentale, quindi già quello va bene, però, non basta, cioè secondo me bisogna prevenire, evitare che succedano. E quindi prima di passare alla seconda storia, vi volevo proporvi un piccolo video che ho realizzato io personalmente, in occasione di uno spettacolo teatrale dedicato alle appunto, alle donne vittime di violenza che, abbiamo messo in scena l'anno scorso a Monza, al Teatro Binario 7 e che racconta un po', queste storie. Guardiamolo un attimo insieme per di tante vittime, quindi Giulia Cecchettin, Giulia Tramontano, torna indietro le altre no. Chi c'era più? Ecco sì, sono tutte donne prevalentemente incinte, Jennifer Sacconi,
perché sì, questo era uno spettacolo dedicato alle donne incinta uccise, che anche lì, insomma, accanirsi una donna incinta, che magari è la tua donna, cosa vuol dire? Roberta Ragusa, vabbè, Melania Rea, Elena Ceste, Sofia, di Colonna Monzese, Carol Maltesi. Storie, tutte storie che abbiamo affrontato, di cui abbiamo parlato qui. Elisa Pomarelli, quella uccisa dal cosiddetto gigante buono, che anche quello, e la nostra Giulia Tramontano, Giulia Cecchettin. Ecco, cosa vuol dire, mhmm, uccidere appunto la donna anche quando è incinta? Cioè, assolutamente che tu non hai, perché il narcisista l'altra caratteristica qual è? Che non ha empatia, e quindi a quel punto non è solo la donna l'ostacolo a realizzare il proprio ego, magari, overt, vi ricordate, no, Alessandro Impagnatiello, ma è anche il bambino, e quindi il bambino diventa un ostacolo e va eliminato ovviamente insieme alla madre. Tra l'altro su Alessandro Impagnatiello c'è una novità che, vabbè, immagino conoscerete, però la ripetiamo, cioè Alessandro Impagnatiello, giustamente, la legge lo prevede, ha presentato ricorso, in appello. Lui è stato condannato all'ergastolo il 25 novembre scorso per l'assassinio di Giulia Tramontano e, l'interruzione dolosa e volontaria della gravidanza del piccolo Tiago, che era il suo bambino al settimo mese. Ebbene, la sua difesa, sostenuta, dalle avvocatesse Giulia Gerardini e Samantha Barbaglia, che aveva già evidenziato la condotta grossolana, un po' come quella di Filippo Turetta, inesperta, la condotta grossolana soprattutto nel dopo omicidio, chiede di, togliere le aggravanti, in questo caso di premeditazione e crudeltà, perché ad Alessandro Impagnatiello fu contestata e fu invece data la crudeltà, perché lui infierì 37 volte sul cadavere, cioè sul corpo di Giulia, rendendosi conto che lei a sua volta si era resa conto che con lei stava morendo il suo bambino. E infatti tra l'altro non è stato condannato a un duplice omicidio, perché il bambino è morto esattamente contestualmente alla mamma, e quindi il reato è un altro. Però comunque gli hanno dato la premeditazione, perché hanno appurato che avvelenava Giulia con il veleno per topi già dall'inizio della gravidanza, nel tentativo di, probabilmente provocare, la morte del feto e poi probabilmente anche della mamma, visto che il bromadiolone, che è il principio attivo del veleno per topi, provoca il dissanguamento. Quindi gli hanno dato sia la premeditazione che la crudeltà. Ebbene, le sue avvocate ricorrono in appello, perché, è loro facoltà, ricorrere in appello, e chiedono di togliere ancora una volta la premeditazione e la crudeltà. Quindi questi sarebbero i motivi per cui, Impagnatiello ricorre in appello. Turetta invece, per ora, la sua difesa non ricorre in appello, ma probabilmente ricorrerà in appello la procura in quel caso invece per chiedere di nuovo di ricontestare in appello la crudeltà. Tra l'altro, per Turetta c'è anche questa cosa che, non è stato riconosciuto il reato di stalking, malgrado ci fossero migliaia di messaggi. Quindi lui assolutamente, come Stefano Argentino, stressava veramente, era ossessionato da Giulia e dal fatto che lei si stesse per laureare e stesse, diciamo, completando il corso di studi al contrario suo. Ma non c'è, appunto, non è stato contestato lo stalking, perché dicono i giudici, lei non aveva denunciato effettivamente, dimostrando di non avere paura di lui, e, quella sera stessa era stata lei a chiedergli di uscire, di andare in quel centro commerciale per cercare gli abiti per la laurea. Cioè, questo comportamento di Giulia, secondo i giudici, non configura il reato di stalking. Ebbene, io credo che bisognerà un po' mettere mano. C'è stato già il codice rosso, l'inasprimento delle misure cautelari,
però sempre quando ci sono delle denunce, no, ma credo che anche bisognerà un po' mettere mano al codice. Non so se è troppo tranchant questa mia cioè quello che penso io. Mi piacerebbe che qualcuno interagisse, ma non chiama nessuno, anche se questo tema mi era stato proprio, sollecitato perché, insomma questo è il tema è attuale sempre. Ecco, l'altra storia di cui, vogliamo parlare, non so se dobbiamo far la pausa. Facciamo la pausa adesso e ne parliamo è la storia di Ilaria Sula, perché tra l'altro è quella ragazza di origine romena che viveva a Terni, che è stata uccisa il giorno dopo di Sara Campanella peraltro a Roma, nell'appartamento del ragazzo che aveva appena lasciato, Mark Sampson, filippino. E parleremo di questa storia perché c'è anche proprio una novità di oggi, una notizia di oggi. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Kate Blanchett e Michael Fassbender in una vincente spy thriller. Uccideresti per me, George? Farei qualsiasi cosa per te. Dal regista Steven Soderbergh. C'è una violazione. Chi è il sospettato? Tua moglie. Black Bag, doppio gioco, dal 30 aprile al cinema. Sara era importante. Troverò e ucciderò chi ha ammazzato mia moglie. Abbiamo trovato qualcosa in cui sei bravo. Non sei un assassino, Charlie. Hai considerato ciò che faccio bene? Officine Ubu presenta il nuovo film di Robert Guédiguian. Mi può firmare qualche assegno in anticipo? Come vuole. Una commedia che vi ruberà il cuore tra i vicoli di Marsiglia. Mia madre fa la badante e ha rubato degli assegni a suo padre. Beh, ora che ha trovato un pollo da spennare. Non avevo l'impressione di derubarli. La Gazza Ladra, dal 17 aprile al cinema. Questa è Floreana? Cosa si aspettava? Il paradiso? Qui la vita è orribile. È frustrante. Il fallimento è inevitabile. Vi presento l'Hacienda Paradiso. È qui che la costruiremo. No. Il suo morso può ucciderti. Ogni cosa su quest'isola può ucciderti. È il momento di scegliere. Bye bye. Voglio che se ne vada dalla mia isola. Questa non è la sua isola. È la mia isola. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. La tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Eccoci rientrati. Allora abbiamo finalmente ripristinato il collegamento con l'onorevole Stefania Ascari. Buonasera onorevole. Buonasera, grazie mille per l'invito.
Ecco, tanto ho fatto tutto un'introduzione io raccontando un po' le storie, la storia di Sara Campanella, adesso eravamo arrivati a Ilaria Sula, tra l'altro lì c'è un coinvolgimento anche della mamma che è indagata per concorso in occultamento di cadavere e probabilmente insomma, si sta allargando il cerchio. Quello che ho messo in evidenza, onorevole, è il fatto che ormai è cambiata la narrazione di questo tipo di delitti e soprattutto noi ci stiamo raccontando oggi le storie delle giovani, no? Di più delle giovani e dei giovani assassini, perché non è più il maltrattante o colui che può essere intercettato in qualche modo ad uccidere, ma sono questi narcisisti patologici overt e covert. I nostri ascoltatori sanno bene la differenza perché gli faccio una testa così io. L'overt è Alessandro Impagnatiello, per fare un esempio concreto, il covert è Filippo Turetta o questo Stefano Argentino che è assolutamente nel cliché preciso di un covert. Ecco, quello che ho detto prima e che poi ha messo in evidenza il papà di Giulia, i genitori dell'altra Giulia, i genitori di Sara subito dopo, che forse in questo trovano un modo di elaborare il lutto, è il fatto che bisogna agire sulla prevenzione. Io dico di parlare ai piccoli, magari primo insegnandoli il rifiuto, perché già questo sarebbe già una grande cosa, non fargliele passare tutte, e poi proprio fare prevenzione. Quindi quello che io chiedo a lei, che è espertissima, è prima di tutto se ci sono degli strumenti, dei modi, se ci potranno essere dei modi per cambiare anche qualcosina del codice di procedura penale, qualcosina di cui abbiamo parlato prima per esempio, e a livello invece di prevenzione tutto quello che si può fare concretamente, non solo a parole. So che voi siete impegnatissimi, poi c'è una commissione attivissima, quindi speriamo, insomma, vedo che le cose stanno un po' cambiando, però ci vuole tempo. C'è tanto da fare. Tenga presente che negli ultimi 40 anni sono state approvate varie leggi contro la violenza sulle donne. Ci tengo a ricordare il codice rosso perché solo con il codice rosso nel 2019 si è arrivati ad un punto di svolta. Voglio ricordare che fino a prima dell'introduzione del codice rosso i reati come il revenge porn, la deformazione del volto con l'acido, il matrimonio forzato non esistevano. Detto questo, ha rappresentato un passaggio importante perché tutti i reati di maltrattamento sono trattati nell'immediatezza, o comunque tutti i reati spia di violenza sulle donne, però attenzione, è stato un punto di partenza ma non di arrivo. Perché, posso dire poi su questo che proprio perché oggi ero ospite in televisione parlavamo proprio di questo, quella donna che è stata uccisa a Samarate, lei non ha denunciato l'ex marito né per stalking né per maltrattamenti e niente, l'ha fatto poi il figlio però per violenza privata e alla fine lui l'ha uccisa. Io dico, cioè, magari l'avrebbe uccisa lo stesso, però secondo me dovete denunciare, perché con il codice rosso ci spieghi un po' cosa succede, perché dal codice rosso in poi c'è qualcosa che si attiva un po' più velocemente quando si denunciano questi reati. Sì, il codice rosso ha portato una tempistica più veloce, cioè entro 3 giorni la vittima deve essere sentita e proprio è nato un filone di specializzazione all'interno delle procure con delle linee guida in cui quando una donna denuncia maltrattamenti, stalking e violenza non bisogna perdere tempo, perché prima del codice rosso ci sono vittime di femminicidio che hanno sporto anche 12 denunce che sono rimaste in un cassetto a prendere la polvere, e questo ovviamente è un fatto aberrante e gravissimo, perché poi dietro ci sono famiglie a vivere in un ergastolo a vita, bambini costretti a crescere senza la mamma. E diciamocelo anche operatori e magistrati che non pagano mai, però chiudiamo questa parentesi. Quello purtroppo è un altro problema, che è la formazione. Serve la formazione di tutti gli operatori e le operatrici che ruotano attorno al fenomeno criminale strutturato
della violenza sulle donne. Questo è stato espressamente inserito nel codice rosso, potenziato comunque successivamente con la Cartabia e con il decreto approvato a dicembre su nostro anche emendamento, in modo che magistrati, avvocati, associazioni, tutti coloro, assistenti sociali, CTU che si occupano di donne vittime di violenza, di minori che hanno subito violenza, devono essere preparati, formati e saper interloquire con una vittima che per anni ha subito umiliazioni di ogni tipo, violenza non solo fisica ma per lo più anche psicologica, assistita, economica. E quindi serve la formazione. Quindi la formazione non solo nelle scuole dei ragazzi e delle ragazze, per fargli capire quali sono, diciamo, i comportamenti spia, chiamiamoli così, ma anche degli operatori delle forze dell'ordine e tutti gli altri, gli avvocati. C'è un voto, però mi consenta di dirlo perché è importante, perché dicevo sono 40 anni che si scrivono leggi, benissimo, perché comunque da un punto di vista tecnico-normativo le norme sono state inserite. Parallelamente però c'è un problema, perché non è mai stata avviata una rivoluzione culturale. Non è mai stato fatto questo, anche perché purtroppo la cronaca ci ha mostrato che agire solo in termini repressivi o comunque punitivi non è sufficiente, non basta, non è la soluzione, si arriva sempre dopo, quando purtroppo il danno è fatto, quando una vita è stata spezzata. E allora che cosa noi cerchiamo io per quanto mi riguarda sto tentando di fare nel mio piccolo, ho presentato una proposta di legge per introdurre l'educazione affettiva e sessuale dai primi banchi di scuola. Io credo che questo sia fondamentale per insegnare il rispetto reciproco, la parità di genere, che cos'è il consenso, l'empatia, proprio insegnare. Ecco, chi dovrebbe farlo però? Chi dovrebbe allora, nella mia proposta di legge sono dei percorsi che vengono inseriti, in cui viene lasciato uno spazio ai ragazzi costantemente, in cui c'è la facoltà, con insegnanti formati e preparati, e ad hoc è stato istituito un fondo proprio per la formazione e la specializzazione in tal senso, e soprattutto con incontri con psicologi, con sessologhi, con ostetriche, con associazioni antiviolenza, con vittime e soprattutto dare la possibilità ai giovani di avere un confronto, di parlarsi, perché si è smesso di parlarsi. Oggi si pensa di parlare con un telefonino, cioè si manda un cuoricino pensando di aver espresso un sentimento, ma quello non è un sentimento, è un telefono freddo. Così come questi omicidi che il giorno prima, questi assassini che il giorno prima hanno l'apparente faccia del bravo ragazzo, il cellulare in mano, e il giorno dopo hanno un coltello. Infatti allora, detto basta dire bravo ragazzo anche. Basta dire assolutamente era bravo un bravo ragazzo, perché un uomo violento è un violento, non è un raptus, ma è una violenza, è un femminicidio, un atto abominevole, che ovviamente nasce anche da una cultura radicata, legittimata purtroppo all'interno della nostra legislazione, della nostra società, che ha legittimato per anni la violenza sulle donne, ha legittimato di fatto la scriminante del delitto d'onore, quindi fino all'85 c'era il delitto d'onore. Esatto, 81, quindi sono tutti aspetti recenti. Lo stupro di fatto veniva legalizzato con il matrimonio riparatore, perché una ragazza stuprata, violata, sequestrata, abusata, picchiata, se il suo stupratore decideva di sposarla, tornava a essere una brava ragazza, altrimenti veniva marchiata come poco di buono dalla società, e questo è stato abrogato, questo abominio, solo nell'81. Ma noi questo processo di misoginia, patriarcato, sessismo, maschilismo e diritto acquisito in una versione distorta, ovviamente, di avere un controllo, un possesso nelle relazioni sulle donne, non è stato tolto, e si vede purtroppo nei casi che accadono tutti i giorni, che riguardano sempre più spesso giovanissime. Sì, e tra l'altro giovani, diciamo, trasversali di tutte le
nazionalità, di tutte le religioni, ma soprattutto Sì. anche di tutte le culture, cioè anche di famiglie cosiddette per bene. Senta, sul riguardo a questa vicenda della crudeltà che sta facendo tanto discutere, ho spiegato che giuridicamente la crudeltà, non dipende dal numero delle coltellate, ma, da un quid pluris, dall'aver infierito in qualche modo. Io credo che su Turetta la procura abbia dei margini però per contestargliela, perché, lui colpisce in 2 volte, quindi sa che lei sta cioè secondo me, insomma, non sono una giurista, ma credo che ci siano i margini. Ecco, invece un'altra cosa che le volevo chiedere è, da questo punto di vista non so se si può ancora, in qualche modo intervenire sul codice di procedura penale, però, per esempio il ruolo dei genitori tante volte, non dico che scusano il proprio figlio, oppure, sottovalutano spesso, no, o Esatto. non vogliono vedere. Pensiamo alla mamma di Impagnatiello o alla mamma di questo Stefano Argentino, un po' non vogliono vedere forse, no? Lei crede che Esatto. anche da questo punto di vista si possa fare qualcosa? Cosa si può fare? Beh, innanzitutto torniamo sempre, alla base che serve una prevenzione che inizia dall'educazione e quindi con un coinvolgimento da subito, delle famiglie in un'educazione al rispetto e in un'educazione appunto, a atteggiamenti non violenti, anche perché il caso di Ilaria è agghiacciante Sì. ovviamente da ultimo, anche Sì. per questo, perché, le famiglie devono diventare parte della soluzione, non il problema. E quindi, serve anche all'interno delle famiglie, in un coinvolgimento che deve riguardare anche loro, responsabilità educativa, responsabilità civile, morale e se necessario anche penale, se necessario anche rivedere il codice penale di Sì. procedura Sì, penale, sì, perché non possiamo più credo anch'io. accettare l'omertà o la complicità Sì, anche familiare. perché questa mamma, adesso vi leggo un po' le parole che ha "Mi ha aperto la porta, la faccia di Mark non era la sua, lui era rosso, tremava forte, da far paura. Lui mi ha detto: "Non ho dormito, non ho mangiato". Lo diceva come fosse un demonio. Ho avuto paura che facesse del male anche a me. Gli ho detto: "Calmati", e lui tremava e mi ha detto: "Mamma, mamma", e poi l'ha aiutato a pulire la casa. Poi qualcun altro l'ha aiutato a portare via il cadavere. Ecco, questa donna al massimo prende 3 anni, o no? Sì, lì bisogna entrare ovviamente nel Favoreggiame merito, vedere gli atti processuali, quant'altro, però tutto questo è inaccettabile perché casi come Filippo Turetta o Alessandro Impagnatiello sono dinamiche comunque ricorrenti, sistemiche, cioè cambiano i nomi di questi È vero. assassini, però lo schema è sempre lo stesso, cioè uomini che comunque non tollerano la libertà delle donne, che vivono il rifiuto come una provocazione, la relazione con una donna come forma di possesso, di Sì. controllo, uomini, ripeto, che uccidono, ovviamente sono diversi, ma sono figli di uno stesso sistema patriarcale e comunque dei segnali all'interno della famiglia li danno e se non c'è e non se ne parla già da subito, si rimane in un contesto di omertà senza confronto, noi non riusciremo mai a uscire da questo circuito dell'orrore che vedrà sempre purtroppo cioè perdere altre vite di altre donne che possono essere le nostre figlie, le nostre madri, le nostre amiche. Quindi perché chiedo che ci sia proprio a 360 gradi un'educazione affettiva e sessuale con proprio il coinvolgimento delle famiglie, perché non si parla di certi temi in alcune È famiglie. vero. L'affettività è un Sì. tema sconosciuto, Sì. sono temi anche in cui c'è ritrosia, magari Magari derivanti non da una solo non si cultura. parla, ma non si mostra. Esatto, ma se non se Eh. ne parla, ovviamente questo Sì. crea un vulnus Sì. di intolleranza che può degenerare in Sì. situazioni anche di violenza e nella peggiore delle ipotesi nel femminicidio.
Sì, sì. E questo non lo possiamo più tollerare perché abbiamo visto che le leggi non bastano. Non bastano. Non Senta, c'è bastano. gente poi che ovviamente, giusto, tanta gente telefona e dice: però quella lì aveva denunciato e poi non hanno fatto niente", oppure il braccialetto non ha funzionato. Ci sono anche insomma delle falle del sistema, diciamocelo. Come si può ovviare a questo? Perché alla fine poi i genitori delle vittime, che tra l'altro glielo comunico, anzi la volevo poi invitare ufficialmente con Giallo, stiamo organizzando una specie di e delle associazioni, stiamo organizzando una specie di camminata su Roma con delle richieste, insomma, che verranno portate tutte da varie associazioni di vittime di violenza. Quindi sono un po' Assolutamente, sfiduciate, ecco, però cosa si può fare da questo punto di vista? Perché è vero, delle volte capita che vengono sottovalutati i segnali, oppure magari il giudice, anche perché tante volte dicono i carabinieri, ma i carabinieri afferiscono, comunque sono coordinati da un magistrato. Se il magistrato dice sì, vabbè, ma cosa vuoi che sia, non dispone l'arresto, non dispone il fermo, ma semplicemente l'obbligo lì, il cosiddetto obbligo di non avvicinamento, che vabbè, chi lo controlla poi l'obbligo di avvicinamento, di non avvicinamento? Il braccialetto, i braccialetti famosi spesso non prendono bene perché sono collegati ad una rete mobile che non prende bene, o non funzionano. Quindi la gente poi sente questi episodi, che sono meno della maggior parte, sono la minor parte, però fanno più notizia e si scoraggia. Certo, no, io capisco, quello che si sta facendo è, teniamo presente che nel nostro paese viene ammazzata una donna ogni 3 giorni. Appunto. E dal 2000 a oggi sono oltre 3.000 le vittime, quindi non ci possono essere margini di errore. Per questo ci deve essere proprio una formazione obbligatoria, oggi non lo è. Ecco. Quindi la formazione deve essere obbligatoria per tutti, perché non ci può essere errore da parte di tutti, di chi prende la denuncia, che deve saper leggere anche i silenzi, i segnali del viso, dai magistrati che ovviamente devono applicare nell'immediatezza le misure cautelari. E poi quando vengono scritte le leggi, il primo che deve studiare è il legislatore, certo. perché il braccialetto elettronico certo è uno strumento, ma attenzione, è uno strumento che mi monitora se viene violata una misura, appunto, tipo il divieto di devi poi monitorare il l'ordine. monitoraggio. Cioè, oggi anche le informazioni relativamente al braccialetto elettronico non sono adeguatamente fornite. Cioè la vittima deve essere comunque la donna che purtroppo è soggetta a violenza, stalking, deve sapere esattamente come funziona il braccialetto elettronico. E la polizia, le forze dell'ordine, i carabinieri devono andare a monitorare i luoghi, devono andare a vedere se appunto la rete c'è, andare a vedere i movimenti che fa, cioè applicare anche una sorveglianza H24. Tenga presente che se fosse per me dovrebbe essere applicata la scorta nei casi di pericolo di vita. Il problema è che la scorta non ci sono abbastanza uomini, vabbè, adesso ne assumono un po', hanno detto, speriamo. Questo verrà, mi auguro, un altro intervento che viene ovviamente richiesto. Però attenzione, perché tutto questo è in un'ottica post, bisogna lavorare, siamo già in ritardo, perché io le dico, ho presentato un'interrogazione parlamentare, perché dopo i femminicidi di Ilaria e di Sara, sono emerse molteplici chat dell'orrore, in cui c'erano commenti osceni, disumani, che arrivavano da una sottocultura misogina come quella degli incel. Che inneggiavano a Turetta anche alcuni. Assolutamente, cioè uomini che odiano le donne semplicemente perché si sentono da loro rifiutati. Ed è stato veramente uno shock leggere alcune di queste chat in cui trasformano le vittime in colpevoli, dicendo che se le sono meritate, uomini che parlano delle vittime come se avessero proprio meritato di morire, solo perché appunto
hanno scelto liberamente conquistare e perché hanno detto no. E allora io perché le dico questo? Perché questo odio non nasce dal nulla, Sì, sì, cioè è certo. alimentato Da una da una cultura, sì. cultura radicata in Italia, misogina, è radicata da forum, da pagine social Sì. e non possiamo più fingere che siano parole al vento, perché sono Sì, quel sì. terreno su cui cresce il consenso verso la violenza e la normalizzazione, la tollerizzazione, la giustificazione del femminicidio. No, E infatti allora è bisogna dell'altro giorno la intervenire. notizia di in questo caso per fortuna il ragazzo è stato fermato prima, di questo qui che appunto, aveva minacciato più volte, questa 22enne, mi sembra 20enne a Bologna e scriveva, "Ah guarda ha fatto proprio bene Turetta, voglio fare come lui", oppure quelli lì, quei liceali che pensando di fare una bravata hanno scritto sui muri dei bagni delle donne di un liceo a Biceglie: "Viva Turetta, bravo Turetta", ecco. Ma questo è non capire Sì, che questa è violenza e non è la capire stessa cosa che che uccidere. questo è veramente totale assenza di empatia, totale assenza di alfabetismo empatico ed emotivo, che ci distingue ovviamente Certo. da persone che sono in grado di fermarsi, contenere la rabbia, gestire un rifiuto, ma se non ti viene insegnato, se non ti viene veramente insegnato anche a gestire la rabbia fa parte della vita, fa Vero. parte la gelosia, Certo. fanno parte della vita, Sì. ma attenzione, bisogna riconoscerli, bisogna insegnare che la frustrazione fa Sì, parte della vita, brava, che la infatti. sofferenza fa parte della vita, si supera, si va avanti, si matura e si cresce, così si diventa adulti responsabili. Sì. Se questo non viene contenuto, insegnato e parlato, allora dobbiamo preoccuparci seriamente. Lei crede che davvero adesso si può iniziare, cioè si inizierà veramente a fare quest'opera nelle scuole, con gli operatori, eccetera, eccetera? Cioè concretamente a che punto siamo? Si stanno approntando i programmi? Guardi, questo è devo dirle, mi dispiace dirlo, un tema molto delicato perché io vado regolarmente nelle scuole, parlo con i ragazzi, Sì. le ragazze, le associazioni antiviolenza, ma purtroppo oggi quello che chiedono, cioè proprio di avere percorsi di educazione affettiva e sessuale, Sì. lo chiedono loro, Sì, lo lo chiedono so. gli studenti e le studentesse. Tutti, quando io chiedo, ritenete che sia importante avere un vostro spazio libero e imparziale per affrontare queste tematiche, tutti alzano Sì. la mano perché dicono che altrimenti si informano in rete, dove c'è la Sì. pornografia, dove ovviamente ci sono e si possono trovare situazioni Sì. veramente di violenza Violenza, e sì. non di certo di amore o di Certo, affetto. certo. E allora il problema qual è? Che questo governo ha più proposte, non Sì. solo la mia, Sì, sì. ferme, ok? Ma non c'è la volontà di discutere questa proposta di legge di civiltà, di necessità non più rinviabile, ma si spende in altro, si investe in armi, si investe in Ma il altro, ma ministro non però, il nell'educazione. ministro Valditara comunque ha detto, cioè lui proprio continua a dire questa cosa qui, che organizzerà questi corsi, quindi speriamo, insomma, lui continua a Guardi, dirlo. la proposta di legge è ferma dal 2022. Noi regolarmente sollecitiamo perché la discussione non è più rinviabile, perché viene ammazzata una donna ogni giorno viene uccisa una donna e bisogna capire, e la politica è la prima che deve intervenire, perché altrimenti è la prima colpevole di quello che sta avvenendo ed è inaccettabile. Inaccettabile. Sì, infatti bisogna, e poi io vorrei comunque ricordare sempre che il primo istituto di cultura è la famiglia, quindi anche lì secondo me un po' le famiglie hanno abdicato un po' a questo ruolo, perché non sono solo i corsi a scuola, che potranno aiutare, ma fondamentalmente i primi ad insegnare l'amore e il rispetto ai bambini sono i genitori. Quindi se magari i bambini maschi in casa vedono certi comportamenti, non di violenza, però magari di
indifferenza, di non empatia, probabilmente crescendo con quello ritengono che quello sia normale. Quindi torniamo a fare un po' i genitori, e anche a dire di no, a non farle passare tutte e a non regalare il cellulare troppo presto, o a insegnare anche ad usarlo, no? E imparare ad usarlo. Che dice? Assolutamente, però ecco, non esiste un diploma di genitori, cioè No, lo si certo, diventa, però però vanno coinvolti in questi percorsi, sì, vanno sì, coinvolti sì, nella mia sì, sì, proposta di sì, legge, vengono coinvolti, assolutamente. e poi la scuola aiuta proprio a Certo. capire anche se c'è una situazione di Sì, violenza, avere ovvio, insegnanti ovvio. formati che possono intervenire e dire alle vittime di violenza Sì. che c'è un'alternativa alla violenza. Sì, infatti, Questo è importante, importante. La ringrazio tantissimo e magari ci ritroveremo, spero non per nuovi fatti di cronaca, ma magari perché iniziano questi percorsi Mi auguro, concretamente, mi auguro. ci rincontreremo presto. Grazie e Grazie. grazie a tutti i radioascoltatori. Grazie mille a lei, grazie mille, grazie. Avete ascoltato Giallo